Siamo con il vicepresidente, il signor Gargano, salve, dell'associazione ANAS, che vuol dire, ce lo dice lei? Associazione Nazionale di Azione Sociale. Lei è stato uno dei promotori di questa grande giornata qui all'Ercara Friddi, che sinceramente non mi aspettavo ci fosse questa marea di gente, complimenti davvero. Prima di tutto voglio ringraziare la Tito Olivere e De Salvo, perché hanno dato un grossissimo contributo, non un grosso contributo. Primo evento che vediamo nelle immagini, la corsa dei go-kart. La corsa dei go-kart è stata organizzata da un'associazione che organizza queste cose, diciamo. Abbiamo visto tantissimi paesi, tantissime associazioni, tantissimi gruppi di kartisti che hanno partecipato. A proposito di go-kart, un grandissimo appassionato di go-kart. Appassionato relativamente, diciamo. Ti sei appassionato oggi? No, oggi no. Mi sono piaciute sempre, però non sono... Allora, però so che conosci un campione. Veramente campioni c'erano diversi oggi, tra cui uno è mio nipote. Ah, ecco, per questo dico. Principalmente. Ha vinto diversi premi. Sì, è stato 2 volte campione regionale e oggi ha partecipato per la prima volta su un circuito cittadino. Com'è stata questa giornata? Hai seguito tutti gli appuntamenti di tutti i piloti che sono usciti? Da questa mattina, quando hanno preparato la pista, fino a quando hanno chiuso il tutto. È stata una giornata che effettivamente per coloro i quali sono appassionati è piacevole, anche perché c'è stata un'ottima riuscita e non c'è stato nessun incidente, principalmente la cosa bella è questa, perché giustamente c'è una certa velocità, potrebbero anche succedere, però tutto sommato è andata bene e sono rimasti tutti contenti, sia quelli che sono venuti da fuori che i paesani, anche perché ce n'è tanti amatori qua all'Ercara di go-kart. Un altro degli avvenimenti veramente fantastici, e poi concludiamo naturalmente con il Guinness dei primati, che è la cosa più importante di oggi, della pantofola famosissima di Lercara Friddi, che ha vinto il Guinness dei primati, ma ne parliamo tra poco. Allora, durante la giornata che cosa è successo in questa giornata qua all'Ercara? Abbiamo offerto ai turisti una colazione rustica. Cosa avete offerto? Dei prodotti tipici dell'Ercara, un pane di casa, diciamo, con olio di casa, formaggio dei nostri territori, olive dei nostri territori. Dopo, come dicevo poco fa, le visite guidate. Dopo questa cosa, insomma, ci sono stati i maggioretti, avete visto, sì. I maggioretti, la musica, un gruppo folcloristico che è venuto da un paese qua vicino. Abbiamo visto all'azione un gruppo bravissimo, le Majorette, con tutti i musicisti a seguito. Sì, la Majorette è un gruppo dell'Ercara, con la musica, veramente sono bambini, ragazze che hanno iniziato adesso, però si faranno strada, penso io. Adesso il presidente dell'associazione Heracles di Lercara Friddi. Allora, abbiamo
raggiunto un grandissimo risultato, questa pantofola gigantesca che se non sbaglio era 1,13 m, 16 di lunghezza, 20 cm di altezza, questi me li ricordo, poi la vediamo nelle immagini molto grande. C'è stato l'assalto alle pantofole, oggi è veramente un grandissimo evento. Ci parli di questa pantofola di Lercara? È un'iniziativa che ha avuto i suoi momenti. I nostri pasticceri sono riusciti con uno spirito collaborativo a realizzare una pantofolona, così l'abbiamo definito, e da questo si è visto veramente uno spirito collaborativo da parte di tutti e 4 pasticceri, in cui tutte e 4 hanno un po' portato a conoscenza di questo prodotto dolciario che è da tanto tempo. Vediamo la pesatura, la lanciano sulla padella, vediamo un po', così immortaliamo questa giornata storica per Lercara. Quando siamo? 65. Allora, 60 kg per la misura di... O meglio c'è gli per 13, un applauso. 69 segretario. 69 di larghezza. 4 pasticceri sono Salvatore Garofalo, Vento Francesco, Roberto Pillitteri e Vincenzo Semenerio. Tutte e 4 ci hanno creduto, anche perché fanno parte di un'attività a Lercara molto pregiata e conosciuta. Io dico il successo principalmente ai protagonisti, che sono i pasticceri, e quindi rappresento la pasticceria a Lercara Friddi. È bello quando c'è questa collaborazione ed è bello vedere come nelle immagini un gruppo così affiatato, tutta questa collaborazione, eravate davvero in tanti? Di tutte le associazioni attive dell'Lercara. Veramente se non c'era questa collaborazione di tutte le associazioni sicuramente questa manifestazione non riusciva così bene. It's a little place called Halloween. Let's do the rockabilly till the break of day. Well, let's rock, a rockabilly do. A rock, a rockabilly do. A rock, a rockabilly do tonight. Kick off the shoes, getting ready to bob. Gonna rock a belly just to wearing the socks. You're ready to get loose cause you feel the thrill. Now come on little baby, do the rockabilly feel. Oh, rock, a rockabilly boogie. A rock, a rockabilly boogie. A rock, a rockabilly. Poi abbiamo anche visto le macchine d'epoca, quindi avete voluto mettere tante cose insieme ed è riuscita davvero una giornata veramente molto bella. Queste macchine d'epoca come mai, ecco, le avete inserite in questa giornata? Queste macchine, come tu hai detto, ci abbiamo coinvolto anche associazioni, diverse associazioni, proprio per cercare di riempire la giornata, mettendo all'interno la nostra sicilianità con il gruppo folcloristico, con le nostre maggiorette, sono di Lercara, la nostra banda musicale, quindi cercando di coniugare la nostra sicilianità, le nostre tradizioni, il nostro prodotto tipico, quindi mettendoli insieme i nostri prodotti tipici tramite gli stand che sono venuti qua a Lercara, e quindi abbiamo coniugato un po' tutto per cercare un po' di valorizzare la pantofola. Cosa c'è all'interno? All'interno cosa c'è? Mandorla. Mandorla, principalmente mandorla. C'è zuccata? Anche mandorla, zuccata,
poi viene cotto nel forno. A vapore, con i funghi, insomma, non lo sanno, ecco, non lo sanno, diciamolo. Comunque il risultato comunque abbiamo visto che è ottimo, è un'ottima pantofola. Ecco, prima parlavamo dei dati che erano una ventina di altezza, qua si ricordano bene, quindi 22 di altezza, 116 o 113 di lunghezza. 113 di lunghezza. E poi 69 quindi di larghezza. 60 kg. E poi quanti vassoi c'erano? Quanti chili c'erano altri di pantofole che avete dato? Più di 4.000 pantofole e poi abbiamo diviso tutta la pantofola per intera. L'hanno prangiata tutta, diciamo. Quindi 4.000 pantofole e 60 kg di pantofolone sono andati via, hanno ripulito tutto. Questo è il primo anno di questa organizzazione, diciamo, assieme con tutte le associazioni. E il pantofolone è il primo anno? Sì, questo il pantofolone è il primo anno. Sì. Ok, grazie a tutti.